Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG Rossoblu. Oggi è mercoledì 3 febbraio, iniziamo l'edizione odierna del notiziario parlando come sempre dei dati sul coronavirus. Sono diventati 38.731 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento sono stati rilevati altri 71 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti quasi 586.000 tamponi, per un incremento complessivo di 3.428 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 2%. Si registrano altri 8 decessi, salgono dunque 994 in tutto. Sono invece 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 34 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.728. I guariti sono complessivamente 22.312, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 233. Sul territorio, dei 38.731 casi positivi complessivamente accertati, 8.913 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.258 nel Sud Sardegna, 3.201 a Oristano, 7.753 a Nuoro e 12.606 a Sassari. Da sempre ha segnato il primo atto ufficiale della Sartiglia, quello che tra riti religiosi, consegna dei ceri benedetti, investitura dei copolidori e feste di popolo ne apriva i festeggiamenti. Quest'anno però, vista l'emergenza Covid, la Candelora potrebbe essere l'unico atto ufficiale della Sartiglia 2021. Annullata la corsa, fermate anche la vestizione e la benedizione di succomponidori alla città, sono rimaste infatti solo le messe dei gremi per la benedizione dei ceri a tenere alta e tramandare la tradizione. E così oggi i falegnami della cattedrale di Santa Maria e i contadini della chiesa di San Giovanni dei Fiori hanno onorato quella tradizione che si perde nel tempo, ma che rappresenta uno dei momenti più sentiti dagli oristanesi. In una giornata che vive di riti, non c'è stata la tradizionale investitura dei capicorsa, i presidenti dei gremi, Nando Faeda per i contadini e Antonello Addari per i falegnami, hanno scelto di non nominarli, ma l'atmosfera della Candelora 2021 è stata, se possibile, ancora più intensa. In cattedrale, dove si è ritrovato il gremio dei falegnami, la Santa Messa è stata celebrata da Don Tonino Zedda. Erano presenti i soci del gremio dei falegnami, guidati dal maiorale in cabo Antonello Addari. Nella piccola chiesa di San Giovanni dei Fiori, la messa è stata celebrata da fra Cristiano Raspino davanti ai componenti del gremio dei contadini, con in prima fila l'operaio Maiori. E parliamo del lirico di Cagliari, pathos ed eleganza della musica francese di Milao e Bizet per un altro concerto a porte chiuse. È un debutto mainstreaming per Leonardo Sini per la prima volta sul podio del Teatro Lirico di Cagliari. Per il giovane direttore d'orchestra sassarese sarà un debutto atteso ed emozionante, ma non senza una nota di amarezza. Il concerto, quarto appuntamento con Inverno e Musica, sarà diffuso dopodomani, venerdì 5 febbraio alle 21, in diretta dal teatro su Videolina e in live streaming su canali web del gruppo Unione Sarda. In programma pagine raffinate e dense di suggestioni, Le Beuve sur le Toit di Dario Milaud e due popolari shoot dall'Arleslien e dalla Carmen di Bizet. Ha un significato particolare ed è davvero una grande emozione per me, da sardo, questo esordio a Cagliari, tra i più importanti teatri d'opera in Italia, ha detto all'ANSA proprio il maestro Leonardo Sini. Non avremo il pubblico in sala, con la sua energia e calore non ci si abitua mai ad esibirsi davanti alla platea vuota, benché ormai da un anno sia diventata una tristissima normalità, l'unica modalità con cui raggiungere il pubblico. Tuttavia mi ritengo un privilegiato, non tutti gli artisti hanno avuto in questo tempo la possibilità di potersi esibire. Classe 90, Sini, sassarese, giovane talento già in attività sui palcoscenici d'Europa. Tra gli importanti debutti ricorda un'emozionante Traviata al Maggio Fiorentino, la Bohème al Carlo Felice di Genova e ha diretto al Petruzzelli di Bari un ballo in maschera.
Poi il Covid ha bloccato, rinviandoli, altri importanti progetti internazionali. Sul palco del lirico, conclude, porterò cuore e passione e il desiderio che i teatri possano riaccogliere al più presto gli spettatori per poter condividere l'alchimia che la musica riesce a creare. E passiamo al Festival Mirtò, festival internazionale che lancia l'edizione 2021 con una serie di showroom allestiti all'aperto in vari punti dei quartieri storici di Olbia. In programma quest'estate, dal 17 al 20 agosto, Mirtò è un'importante vetrina non solo per il mirto di qualità, ma anche per l'artigianato sardo. Si punta a far diventare la città gallurese una delle capitali internazionali di questo liquore tipico e intanto si guarda al Portogallo. Stiamo già lavorando per l'edizione di Mirtò del 2022, quando speriamo che le condizioni sanitarie ci consentiranno di portare Mirtò per la prima volta in Portogallo, a Portimao, che entrerà a far parte delle città del mirto. Così Salvatore Pinducciu, vicepresidente dell'associazione Mirtò, una destinazione conosciuta per la presenza del circuito che ha ospitato il Gran Premio di Formula 1 nel 2020 e il Motomondiale. In occasione della tappa di Mirtò sono stati creati gemellaggi fra produttori di mirto galluresi e portoghesi. Intanto si rafforza la collaborazione con la Confartigianato per puntare a un format di successo. Ho creduto fermamente in questo progetto che la scorsa estate si è svolto in modo eccellente e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza in un periodo difficile a causa della pandemia. Una grande organizzazione e un lavoro importante. La mia speranza è quella di poterlo replicare quest'anno. Stiamo iniziando a lavorarci sin da ora. Queste le parole di Sabrina Serra, assessora alla cultura del comune di Olbia. La linea ora Pago che ci deve dare un messaggio importante. Domanda, ma vi siete già iscritti o no all'associazione Sardegna Rosso Blu? Se non l'avete ancora fatto, andate immediatamente sul sito qua www.sardegnarossoblu.it, 10 euro all'anno, si parla di commercio, cultura e tante altre cose. Avete il 10% di sconto sui partners che trovate appunto sul sito. In qualità di socio onorario non mi resta che dirvi, vi aspetto su sardegnarossoblu.it. A presto e un abbraccio a tutti. Viva la Sardegna, viva l'isola, sempre. Un abbraccio a Pago, proseguiamo il TG Rosso Blu. Il gruppo di ricerca di misure elettriche ed elettroniche dell'Università di Cagliari si è posizionato brillantemente in tutte le classifiche della prestigiosa rivista internazionale IEEE, Transaction on Instrumentation and Measurement, che in occasione dei suoi 70 anni ha voluto premiare i suoi migliori autori e autrici. La rivista è la più importante del settore scientifico, proprio delle misure elettriche ed elettroniche, ed è un punto di riferimento internazionale per altri settori scientifici. In particolare Carlo Muscas compare nella top 10 della classifica Top 70 Most Published Authors of All Time, nel quale rientra anche Paolo Attilio Pegoraro. Entrambi sono presenti anche nella top 10 della classifica Top 70 Most Published Authors in the Past 7 Years, nel quale rientra anche Sara Sulis. I membri del gruppo Misure, Paolo Castello, Carlo Muscas, Paolo Attilio Pegoraro e Sara Sulis, sono ben posizionati anche nella classifica dei Top 70 Most Cited Articles Published in the Past 7 Years, con 3 articoli di cui uno nella top 10. I risultati premiano il lavoro di tutto il gruppo scientifico che ha raggiunto questi importanti traguardi nei diversi settori attraverso parametri come il numero di citazioni, di revisioni, di paper pubblicati. Il gruppo di ricerca ha una pluridecennale esperienza nella definizione, progettazione, implementazione e caratterizzazione di dispositivi e sistemi di misura. Le misure per le smart grid, la sincronizzazione in sistemi distribuiti e la power quality sono tra le tematiche principali sviluppate anche in progetti di ricerca e trasferimento tecnologico finanziati dalle istituzioni pubbliche e da organizzazioni private. Tra le altre è importante citare la collaborazione con Tema per l'impiego e la caratterizzazione delle unità di misura fasoriali. Collaborazioni internazionali sono attive anche con le università di Aachen, di Liverpool, di Berkeley e South Carolina e all'interno della collaborazione DarkSide dedicato al rilevamento della materia oscura.
E dall'Ateneo Cagliaritano cambiamo completamente argomento, parliamo di basket perché ieri c'è stato il sorteggio per la Final 16 per i playoff di Champions League. Ebbene, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha pescato dall'urna dei playoff, scusate, Nymburk, Bamberg e Saragozza, cechi, tedeschi e spagnoli. Sono avversari che la Dinamo ha già trovato, già incrociato. Saragozza nelle last 32 di Eurocup del 2015-2016, Bamberg in Eurocup nel 2014 e Eurolega nel 2015 e Nymburk in Champions nel 2017. Le prime due accederanno alla Final 8 di maggio, la cui sede è ancora da assegnare. Le parole del general manager Federico Pasquini e dell'assistant coach Edoardo Casalone sono di essere abbastanza contenti del sorteggio. Hanno detto Nymburk non va sottovalutata, giocarci contro è sempre dura. Passando in rassegna le formazioni del gruppo L, si ricorda Bamberg che dicono ha caratteristiche diverse dalle nostre e potrebbe soffrire il nostro post basso. Infine c'è la spagnola Saragozza, ha tanti ottimi giocatori, sono molto alti, segnano tanto e dicono saranno partite divertenti. Nella foto avete visto il presidente della Dinamo, Stefano Sardara. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buon mercoledì a tutti.